Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento qui a TVA e questa sera l'assessore Aurelio Trupia, assessore all'ecologia del comune di Agrigento, nonché anche vice sindaco con la nuova giunta del dottore Franco Micciche. Grazie dottore Trupia per aver accettato il nostro invito, compatibilmente insomma con i suoi tanti impegni. Allora, Grazie a voi per l'invito. Ma si figuri, il nostro lavoro, per cui lei è il nuovo assessore della giunta Micciche. Da qualche mese diciamo, ha preso in mano il comune di Agrigento con questo assessorato che chiaramente è un po' particolare per via delle tante problematiche che avremo modo di esaminare questa sera in maniera, diciamo, cerchiamo insomma di dare un servizio anche alla città e di capire quali sono i nuovi orientamenti che lei, diciamo, con la guida, diciamo, del dottore Micciche e tutta la giunta verso questo settore. Intanto facciamo così una panoramica generale di come ha trovato l'ufficio, di quali sono magari così in prima battuta una fotografia insomma dell'attuale stato di cose. Sì, allora è bene premettere che noi abbiamo iniziato questo nuovo percorso per quanto riguarda la raccolta differenziata praticamente da circa 3 anni. Bisogna dire che i risultati fino ad oggi raggiunti sono abbastanza soddisfacenti. Quindi questo significa che i nostri cittadini rispondono a questo nuovo obbligo, chiamiamolo così, perché di fatto è un obbligo al quale tutti i comuni non si possono sottrarre, cioè quello di iniziare un percorso con la differenziata. Noi ad oggi, al mese di novembre, che è l'ultimo dato ufficiale che abbiamo una percentuale di raccolta differenziata pari al 71% e sicuramente ha ulteriori margini di miglioramento e noi su questa strada vogliamo intraprendere un nuovo e ulteriore percorso con i cittadini. Quindi di fatto insomma, dico che quello che è stato fatto anche bene. Il 71% è un dato che sicuramente lei vorrà incrementare, facciamo così un'ipotesi, durante l'anno, quale è il suo obiettivo, diciamo, preferibile? Certo, perché noi praticamente abbiamo anche degli obiettivi di miglioramento. Se riuscissimo ad arrivare ad una percentuale dell'80% sarebbe una buona percentuale, perché dobbiamo regolamentare tutta una serie di cose che sicuramente ci permetteranno di raggiungere questo obiettivo. Uno di questi sono ad esempio le grandi utenze. Ecco anche appunto le criticità maggiori, prima di addentrarci nelle domande che io allora, le criticità dove sono insite, diciamo? Allora, secondo noi sono nel cercare di regolamentare bene le grandi utenze. Quando parlo di grandi utenze parlo principalmente dell'ospedale, parlo del carcere, parlo in generale degli delle scuole, parlo degli istituti pubblici perché hanno bisogno di essere un po' più regolamentati, perché nel momento in cui andiamo a fare la raccolta in queste grandi utenze, non fatta bene diventa tutto rifiuto indifferenziato e questo grosso rifiuto indifferenziato fa ulteriormente abbassare la percentuale della differenziata. Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello di cercare di sensibilizzare maggiormente i nostri cittadini alla differenziata. Questo lo faremo sicuramente nei prossimi giorni con delle operazioni di promozione che assieme all'impresa che ha in gestione il servizio inizieremo a fare nei prossimi giorni, tant'è che l'incontro prossimo che andremo a fare avrà come tema specifico tutte le misure che dobbiamo attuare per andare incontro ai cittadini, spiegare meglio la differenziata, usare meglio le tecnologie che ad oggi ci vengono messe a disposizione, quindi le applicazioni, internet, le televisioni private, i giornali online. Dobbiamo coprire le informazioni a 360 gradi perché
La popolazione è variegata, quindi abbiamo a che fare con i giovani, meno giovani, gente che ha più dimestichezza con lo smartphone, con internet, quindi dobbiamo fare una copertura a 360 gradi, capillare, e sono sicuro che questo porterà ad un aumento della percentuale. Assessore, per ciò che riguarda le grandi utenze, ricordo qualche mese fa una rete nazionale che venne ad Agrigento, fece un servizio proprio sull'ospedale, Sì. si entrava e c'era una, diciamo, fila notevole di sacchi neri, per cui chiaramente, come diceva lei, questo ci fa abbassare la media, è ovvio, Sì. no? Perché grandi utenze, centinaia di persone. Ecco, in questo senso so che lei ha avuto già un'interlocuzione con il nuovo direttore dell'ospedale San Giovanni di Dio. A cosa siete addivenuti, cosa si potrà fare e quali sono state anche le risposte che il nuovo direttore le ha dato? Allora, abbiamo avuto questo incontro proprio ieri. Praticamente l'ospedale sta attrezzando un'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti. Questo stoccaggio avverrà in maniera tale da consentire ai mezzi dell'impresa di accedere in maniera molto più agevole e abbiamo avuto rassicurazione da parte del nuovo direttore sanitario che a breve avranno a disposizione i contenitori adatti per fare la differenziata e quindi presumiamo che nel giro di pochi mesi, perché hanno bisogno di un po' di tempo, di pochi mesi, un po' di rodaggio, certo. Di pochi mesi riusciranno ad effettuare una buona differenziata. Quindi Perché diciamo che per ora non ne facevano assolutamente. tuttora non ne fanno perché hanno delle difficoltà di natura operative, oggettive. Poi in questo momento mi rendo conto che c'è un'emergenza anche di natura sanitaria con la pandemia, con il Covid, per cui diciamo che non dico che sono giustificati perché non è possibile, però diciamo ci sono altre emergenze per cui Vabbè, anche questa ciò non giustifica questo, certo, ma chiaramente. infatti il direttore sanitario ci ha dato rassicurazioni che nell'attesa che venga completata questa piattaforma esterna, inizieranno a fare anche una sensibilizzazione anche nei confronti del personale, dell'impresa che fa le pulizie e quindi anche dei visitatori dell'ospedale a effettuare una buona differenziata dell'utenza stessa. Esatto. Chiaramente esclusi sono i rifiuti, diciamo, speciali. Certo, no, i rifiuti dell'ospedale, speciali, allora, i rifiuti speciali quelli medici seguono un altro iter che perfetto, non hanno perfetto. nulla a che vedere con i rifiuti solidi urbani. Invece, per esempio, il Petrusa, so Col che anche Petru- lì sta iniziando lei un discorso, Sì, lì la situazione, perché chiaramente è tanta gente che vi ha... diciamo che è quasi una situazione analoga e quindi anche lì bisognerà attenzionarlo come si sta facendo con l'ospedale. Per le scuole invece altri punti critici? Per non le so. scuole attualmente devo dire sono chiuse e quindi da quando noi ci siamo praticamente insediati di fatto non ho avuto nessuna interlocuzione per quanto riguarda gli istituti. Gli uffici pubblici dobbiamo iniziarlo. Non so, INPS, SINAIL, le tanto per fare prefettura, un nome, questura, voglio dire, ecco, questi sono tutti... fanno già la differenziata Alcuni sono la da fanno, attenzionare? ma altri sono da attenzionare. Bene, questo diciamo abbiamo fatto un quadro un po' generale della situazione, però lei ha fatto delle conferenze stampa per annunciare, e questa mattina l'abbiamo visto, l'istituzione del nucleo ambientale della Polizia Municipale. Sì. Ecco, quanto è importante il lavoro che andranno a fare queste squadre, diciamo, della Polizia Municipale, e poi parliamo anche dell'operazione di questa mattina, perché diciamo è stata importante. Sì. Allora, l'istituzione di questo nucleo è importantissimo perché di fatto è un controllo del territorio e questo controllo del territorio noi lo dobbiamo mantenere in maniera costante, continua. Il cittadino si deve sentire controllato, osservato, perché solo in questa maniera può effettivamente, si può effettuare una buona
un buon conferimento. Noi assistiamo quotidianamente a questo purtroppo triste fenomeno che è quello dell'abbandono dei sacchetti. Abbiamo potuto notare che questo fenomeno solitamente si riscontra in determinati punti della città e quindi noi stiamo attenzionando questi punti. Abbiamo avuto un buon risultato in Via Emera, dove solitamente di fronte alla TIM si creavano delle discariche. Dal 4 di novembre, dal giorno in cui abbiamo istituito questo nucleo e che come primo servizio ha avuto la Via Emera, il primo risultato è che queste discariche si sono eliminate. Non solo si sono eliminate, ma sono state elevate in Via Emera circa 10 contravvenzioni. Quindi questo deve servire da deterrente a tutti i cittadini e deve servire da monito così che si riesca a fare un buon conferimento ed eliminare questo, diciamo, triste fenomeno che è l'abbandono dei sacchetti, che in ogni caso, mi permetta, ha un costo per il comune, perché questo è un servizio che non rientra diciamo, fra i compiti dell'impresa, quindi è un servizio a pagamento che noi chiediamo, extra, che poi ricade sempre sulle tasche dei cittadini, perché viene rispalmato sulle tariffe. Ecco, stiamo vedendo delle immagini che la regia, ringrazio il nostro Piero Licausi nella collaborazione, che questa mattina c'è stata questa operazione di pulizia straordinaria all'eliporto e oltre, diciamo, erano presenti anche la squadra diciamo, della polizia municipale che ha controllato addirittura tra i rifiuti eventuali possibili di arrivare insomma attraverso della documentazione alle persone che magari hanno buttato lì i rifiuti. Ecco, il risultato di questa operazione? Sì, questa è un'operazione che avevamo già programmato perché avevamo ricevuto varie segnalazioni da parte dei cittadini di questa discarica che si era creata all'eliporto. Allora, in comune accordo con il nucleo ambientale abbiamo detto andiamo a fare la bonifica e nel contempo vediamo di individuare tramite i rifiuti chi sono i responsabili. Quindi abbiamo aperto alcuni sacchetti della spazzatura ed è stato possibile individuare chi sono i trasgressori. Addirittura all'interno di un sacchetto c'era una autocertificazione che era servita molto probabilmente o che sarebbe servita al momento considerato il periodo di restrizione di movimento che c'è, quindi era dentro il sacchetto, inequivocabilmente a questo signore verrà comminata una sanzione. Quindi diciamo, state attenti perché da qualche giorno, oggi abbiamo visto le immagini, abbiamo seguito diciamo, con questo servizio, state attenti a non buttare la spazzatura dovunque perché le squadre, poi ora l'assessore ci dirà come è organizzato anche il servizio della Polizia Municipale, controlleranno all'interno dei sacchetti e quindi immediatamente attraverso la documentazione che sarà rinvenuta si può arrivare a chi ha buttato il sacchetto con delle multe diciamo, abbastanza notevoli. Ecco, il servizio di diciamo, controllo, tra virgolette, come è articolato all'interno della Polizia Municipale? Allora, intanto sono controlli che vengono fatti da personale in borghese, quindi personale in borghese che attenzionerà, come ho detto poco fa, quei luoghi dove solitamente i sacchetti vengono abbandonati. Noi abbiamo istituito 3 squadre di nucleo, 3 squadre di polizia municipale che durante la settimana, un giorno alla settimana che stabiliremo settimanalmente, diventano 7 per dare un maggiore... No, non è fisso, sono itineranti. Per l'effetto sorpresa, perché sennò sono itineranti e quindi la squadra, oltretutto devo dire che i posti dove
c'è questo fenomeno, sono parecchi, sono sparsi in città, sono sparsi in periferia, e quindi diciamo questo controllo del territorio deve essere ancora più presente. In questo senso avete fatto una mappatura di queste zone da Sì, attenzionare? Avete già, sì, se sì. magari quali sono, magari 2 o 3, insomma, Ma, quelle più due, critiche, allora, dove magari la gente è più invogliata, non so per quale beh, motivo. c'è l'area dell'ex Eliporto? Aliporto, sono via delle Mura a San Sì, sì, Michele, sì, sì. c'è la via Boccerie, Vallicaldi nel centro storico. eh, Le periferie, per esempio, le- non so, le- Fontanelle, no, Monferrato. anche le periferie ci sono, c'è via Caduti di Nasseria che è vicino all'ex isola ecologica a Fontanelle, c'è via Caduti di Marzabotto, ci sono le bretelle di Sì, collegamento con il conosco. viadotto Sì, Morandi, via sì. Dante, viadotto Morandi. Sono tante che hanno bisogno di essere attenzionate. Noi bisogna anche, e questo bisogna dirlo, che non ci avvarremmo solo del nucleo ambientale, ma provvederemo anche con l'aiuto delle imprese, perché in ogni caso è previsto nel contratto, Sì, ad installare degli impianti di videosorveglianza. ecco, sì, appunto. Videosorveglianza che ci serviranno a controllare sempre quella parte di territorio. Si potrebbero utilizzare anche altri strumenti come le fototrappole, però le fototrappole non sono, per così dire, esaustive per l'identificazione del Del mezzo, trasgressore sì, sì, e del mezzo, sì. mentre la videosorveglianza riprende il soggetto dall'inizio alla fine, e quindi tutta l'operazione, tutta l'infrazione viene ripresa. Che mi pare che già in atto ci sono delle telecamere Sì, in messe, però atto diciamo voi volete le vogliamo potenziarle? implementare, un posto dove sicuramente le implementeremo è dove c'è il centro di raccolta a Fondacazzo. Sì, 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 Lì, sì. quindi lì ci sarà sicuramente, sarà messa un impianto di videosorveglianza, e qualcun altro lo metteremo in città, Certo. senza tanti clamori. Sì, sì, certo, è chiaro, in modo che magari la gente non lo sa. Eh, Assessore, spesso la gente si lamenta perché magari cioè, non ha i mastelli diciamo sono, non so, si rovinano, si fanno. In questo senso mi sembra che lei abbia già annunciato che c'è la Sì, possibilità per chi non ha i mastelli sì. creerete un ufficio apposito, se non Sì, ricordo sì, 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 male, sì, questo è sì. stato uno dei suoi... Sì, in uno dei tanti incontri che abbiamo fatto con l'impresa, perché dobbiamo anche dire che con l'impresa, rispetto al contratto che è stato sottoscritto, ci sono tante cose che ancora debbono essere applicate all'interno di questo contratto. Abbiamo anche concordato che tutti i mastelli che sono stati rotti per un motivo qualsiasi o perché sono andati rubati, abbiamo concordato con l'impresa di sostituire i mastelli e di sostituirli in forma gratuita. Per cui noi come comune all'ufficio ecologia a Fontanelle a breve istituiremo un ufficio dove il cittadino che ha subito la rottura del mastello chiamerà, dirà il suo numero utente e dirà qual è il mastello da sostituire, perché poi noi dobbiamo fare un'operazione di accoppiamento fra mastello e utente per dare il codice e per dare il codice a barre. Quindi a breve questo è un servizio che partirà, e quindi andremo a sostituire i mastelli che praticamente sono andati distrutti. Ecco, lei nel corso della conferenza stampa ha messo anche il dito sulle nuove disposizioni che avete concordato con l'impresa per ciò che riguarda la raccolta dell'umido. Sì, Ecco, bisogna fare attenzione, sì. ecco, parliamo Sì, perché perché le imprese, insomma, sull'umido in particolare ci sono
varie problematiche. Ecco, quali? Che Allora, molta gente ci ha chiesto, per cui sì, sì, sì. Allora, non che gli altri lo siano di meno, però ecco, in particolare l'umido l'umido non sarà merita... ritirato se non sarà, diciamo, conforme a determinate regole Sì, dettate sì, sì, sì. dall'amministrazione. Allora, l'umido ha bisogno di un'attenzione particolare, perché cosa succede? L'impresa ci ha rappresentato la difficoltà di raccolta per quanto riguarda l'umido, perché questo non viene inserito negli appositi mastelli. Che cosa succede? Che non inserendo l'umido negli appositi mastelli, o qualche cane randagio o qualche gatto o anche topi, perché richiamano i topi, Fanno parte praticamente questo umido viene disperso nel marciapiede, nelle strade, con notevole difficoltà anche per quanto riguarda la raccolta, tant'è che l'impresa in data 11 di dicembre ci ha notificato una lettera dicendo che se l'umido non viene inserito negli appositi mastelli non sarà raccolto. Ora, questo non significa che bisogna utilizzare solo ed esclusivamente il mastello dell'umido, perché sappiamo tutti che è piccolino, a volte non basta. Ecco, ma perché, una curiosità così tra le righe, perché questo mastello non lo fate più grande? Perché l'umido è una cosa importante. Ad esempio, uno compra la verdura, dico, mi viene in mente, insomma, sembra banale, però pulire la verdura già si riempie il mastello. Ecco, come è stato concepito il servizio per questo mastello così piccolo? Dico, come mai? Io non glielo so dire. Non avete pensato magari a fare un nuovo mastello un po' più grande? Allora, io non so quali sono state le scelte o le motivazioni che hanno guidato alla scelta di questo mastello di dimensioni più piccole rispetto a quello che abbiamo. Però per ovviare all'inconveniente e anche a quello che ci dice l'impresa, si è convenuto che è possibile usare anche gli altri mastelli di colori diverso, per cui se quello piccolino non basta, si esce quello piccolino e quello giallo, verde, eccetera, con l'umido inserito dentro, sempre all'interno di sacchetti biodegradabili e compostabili. Per cui noi ora avremo a breve un altro incontro con l'impresa per cercare di addivenire a un accordo, perché insomma, lasciare non raccolto l'umido comporterebbe non pochi problemi di natura igienico-sanitaria. Certo, certo. Senta, Assessore, un altro punto riguarda il centro di Piazzale Ugo La Malfa, che lei ha annunciato in conferenza stampa che verrà trasferito alla zona industriale. Ecco, come mai? Allora, in fondo era comodo anche per molta gente. Sì, io capisco che... Recarsi fino all'Asi, insomma, un po' invece lì, bene o male. Allora, io capisco che da un punto di vista di comodità Piazzale Ugo La Malfa è molto più comodo, però Piazzale Ugo La Malfa, in quanto piazza in centro città, non si presta assolutamente a questo servizio. Io stesso ho fatto un sopralluogo tempo fa e ho potuto constatare che all'interno mancano secondo me tutti i requisiti di sicurezza sia per l'utente sia per gli operatori, perché lì c'è materiale altamente infiammabile e non è possibile ed è molto pericoloso. Oltretutto a fianco a questa, chiamiamola pure discarica, perché di fatto è una discarica che viene liberata, che segue i ritmi della raccolta differenziata, no? Perché io utente che vado a portare la plastica là, quella plastica verrà tolta quando ci sarà il conferimento della plastica, perché poi vedete che lì davanti periodicamente ogni giorno c'è un autocompattatore che preleva
diciamo, il rifiuto che quel giorno deve essere portato alla stazione di conferimento. E quindi diventa molto pericoloso, anche Perché vicino c'è igienicamente. una scuola, C'è la scuola, ci sono uffici pubblici, ci sono c'è la rivenditori di generi forestale, insomma, alimentari, ce n'è rivenditori di generi parecchio. alimentari, per cui questa zona non ci è c'è sembrata idonea. Oltretutto, vero è che la zona industriale è un po' distante, ma chi si reca all'isola, al centro di raccolta di via Ugo La Malfa, ci va con la macchina, non ci va a piedi. Certo. Per cui ci saranno quei 2 chilometri, 3 chilometri in più da fare, però voglio dire, secondo noi daremo decoro ad una zona che merita tutt'altra sorte che rispetto a essere deposito di Da altre rifiuti. isole ecologiche, mi pare che ce n'è una a Fontanella, se non ricordo male, Sì, un'altra al questo. Villaggio Mosè, la zona del Villaggio Mosè, quella era una zona... No, al Villaggio Mosè c'è un'isola di C'era prossimità. sì, di prossimità, perfetto, Ecco, mi questa ricordo isola di che è più avanti prossimità, del mercato, esatto, sì. questa isola di La gente prossimità, ha via la Sirio, chiave per... sì, Sì, ricordo che abbia fatto un questa è servizio. un'isola di prossimità che è a servizio degli abitanti di Zingarello, abitanti di Zingarello che in questo momento stiamo servendo con il servizio di porta a porta, perché anche quest'isola di prossimità installata in via Sirio rispetto a chi abita in via a Zingarello È o Gibisi, lontanissima, cioè è per lontanissima. andare a conferire uno fra andata e ritorno deve fare almeno 8 chilometri, Certo, non mi certo, sembra, non mi certo. sembra opportuno, Sì, per cui in questo perché momento li stiamo servendo con il porta a Zingarello porta. era una delle zone, spesso noi l'abbiamo attenzionata, anche perché devo dire, c'era l'amico nostro Claudio Lombardo di Mare Amico che abita in quella zona, per cui Che che noi lo salutiamo. salutiamo affettuosamente e spesso diciamo, ci faceva vedere che Zingarello era una zona franca. Quindi Sì, anche sì. lì pensate di risolverlo il problema, ci avete iniziato diciamo, col porta a Col porta a porta, porta, dico sì. non ci sono... E con l'occasione, Perché lì spesso si creavano queste sì, sì, queste discariche discariche proprio perché non c'era non c'era anche controllo. nessun controllo. Certo. Con l'occasione, dato che parliamo di porta a porta e di frazioni, le volevo Sì, comunicare che con la definizione dei confini con Favara Ovest, dal 1° gennaio praticamente si è arrivata alla determinazione che gli abitanti di Contrada Petrusa, che sono quelli che sono rimasti sotto l'amministrazione comunale di Agrigento, a partire da domani avranno anche loro il servizio porta a porta, perché fino ad ora loro conferivano in dei cassonetti che erano stati posti nelle vicinanze e quindi serviva tutta questa zona fino alle porte di Favara. Ora, finalmente, con la definizione dei confini, con il passaggio dei ruoli, perché l'ufficio tributi del Comune di Agrigento ha comunicato al Comune di Favara quali sono le utenze che sono state trasferite al Comune, quelle nostre, quindi che sono sì. rimaste nella nostra amministrazione, da giovedì avranno anche loro il servizio porta a porta, così come il servizio porta a porta sarà fatto anche a quelle utenze che si trovano nella zona industriale e che sono passati, diciamo, sotto l'amministrazione del Comune di Sì, Agrigento. perché lì, diciamo, sull'industriale c'era un incastro Favara, Aragona, Agrigento, Esatto, per cui esatto, esatto, esatto. spesso si creava un po' Sì, sì, di... sì, sì. Senta, Assessore, una cosa che mi ha colpito nella conferenza stampa è che lei accennava a una diversificazione del servizio che farete chiaramente con l'impresa, Sì, in base alle esigenze di zona e alla sua conformazione. sì. Ecco, ci spieghi meglio in dettaglio Sì, cosa vuol dire? sì, vuol dire questo. Agrigento è una città particolare, è una città dove ci sono molti quartieri satelliti, dove c'è un centro storico particolare. Quindi noi in questo momento stiamo attenzionando il centro storico, Sì, perché il centro storico con le sue viuzze, le scale, eccetera, diciamo, effettuare il porta a porta è un po' difficile.
E allora lì al centro storico stiamo cercando di individuare delle piccole zone Sì. che possono essere di servizio che so, a dei piccoli quartieri, per cui lì noi vorremmo andare a installare, e lo abbiamo detto anche in campagna elettorale, quelle campane a scomparsa o con la tessera, quindi dare la possibilità ai cittadini di poter conferire giornalmente senza avere l'obbligo del conferimento in base alla giornata di raccolta. Cioè questo è un nostro obiettivo che Insomma, vorremmo come erano le vecchie isole ecologiche che si installarono qualche anno fa, che regolamentate. qui al villaggio ce n'è una e spesso insomma sono inutilizzate, non so se la leverete, non la leverete, Allora, dico. queste, Però dico, ecco, tipo queste isole che uno tipo queste ecco, le isole va di a qua, buttare esatto. lì. Questa isola, queste isole, che in città ce n'erano 5 o 6, e ci sono 5 o 6 di queste isole, non sono del comune di Agrigento in ogni caso, appartengono al lato Sì, AG, vecchia gestione, vecchia sì, gestione, l'SRL. esatto, che dovrebbero essere eliminate o eventualmente vediamo come possono essere riconvertite. Io ricordo al Villaggio Museo fece un servizio dove quest'isola ecologica era, cioè, proprio Stracolma. era stracolma di rifiuti, era aperta, per cui Era la gente stracolma buttava lì tutti perché, i ma rifiuti. perché come in ogni cosa è necessario il controllo, nel senso che io faccio l'isola ma poi la devo videosorvegliare Vabbè, ma poi non potete obbligatoriamente. fare un'intimazione, insomma un'istanza affinché che il suolo è vostro, quindi Sì, affinché si tolgano, questo perché, o quantomeno si ripristinano in maniera, come diceva lei, al centro storico. Senta, e questo diciamo, novità della diversificazione del servizio in base alle esigenze del territorio è solo per il centro no, storico no, o no, no, anche no, per no, le no, altre anche, zone? no, no, anche per le altre zone, perché il centro storico viene un po' più difficoltoso proprio per la conformazione che ha il centro storico, ma ad esempio le periferie possono, secondo me, avere un servizio sempre con le isole, con i cassonetti, Sì. eccetera, in misura migliore e maggiore, perché gli spazi ci sono per poterlo fare. Perché qual è anche l'obiettivo? Perché il porta a porta in ogni caso comporta un utilizzo di personale elevato, per cui il personale che tu impieghi per la raccolta porta a porta, nel momento in cui io riesco a contingentare un quartiere, un isolato e quindi Una zona, raggruppa una zona, insomma, io si risparmia libero personale. personale che mi Sì. serve per altri servizi, per lo spazzamento, per lo scerbamento, insomma per tante altre cose che effettivamente ad oggi ne sentiamo la mancanza. E chiaramente a proposito di spazzamento, l'impresa lamentava una mancata collaborazione comunale. Ecco, spesso la Sì, macchina dello spazzamento è costretta a fare lo slalom tra le auto sì, parcheggiate. Ecco, in sì. questo senso come Allora, in pensate questo di senso, agire? allora noi, vabbè, è sotto gli occhi di tutti che vediamo questa spazzatrice e che di fatto sta in mezzo alla strada, quindi dovrebbe pulire il ciglio della Sì, strada, ma non lo fa. Nel contratto sono previsti, diciamo, non il giorno, ma è previsto la frequenza con la quale bisogna spazzare quella via, quindi ci può essere una frequenza giornaliera, una frequenza settimanale, una frequenza quindicinale. Ora, se l'impresa, tant'è che abbiamo detto, concordiamo il piano di spazzamento, cioè noi dobbiamo sapere che ogni lunedì la spazzatrice è in via Gela. Ogni martedì la spazzatrice è al Viale della Vittoria, cioè così che noi, come è d'uso e come è normalmente nelle altre città, metteremo i divieti di sosta. certo, Mettendo dalle i ore divieti alle dalle ore, ore alle ore non certo, si sì. parcheggia, sempre stabile,
sempre stabile, così che non creiamo confusione nei cittadini, perché ogni tanto si vedono il cartello, ogni tanto non se lo vedono, certo. quindi questa cosa In modo non da può andare. creare un appuntamento Esatto, in fisso. modo tale che le persone già sanno che oggi è lunedì e non si può parcheggiare, perché domani mattina, o Certo. meglio, posso parcheggiare, ma so che domani mattina alle 6 la macchina non ci deve essere più. E quindi anche in questo non solo chiediamo la collaborazione dell'impresa, ma la chiediamo principalmente ai cittadini, Certo. così che riusciamo a dare un servizio e una maggiore pulizia alla città. Assessore, ecco, tra le cose che lei ha annunciato, diceva che per interagire con i cittadini creerete un'app, perché spesso lamentano i cittadini una mancata interlocuzione con i vostri uffici. Quindi molta gente, ci risulta anche a noi, io stamattina per esempio ho ricevuto una telefonata di una persona che si lamentava che davanti a casa sua c'erano dei rifiuti, la Sì. signora aveva 80 anni, dice i rifiuti non li ho messi io, ho provato a chiamare il comune ma insomma la dirottavano fra vari numeri, per cui ci sarà magari un ufficio, un apposito riferimento dove la gente chiama e i cittadini possono avere Sì. un dialogo fattivo, attivo con una persona che si prende cura del caso. Noi allora vorremmo arrivare, ed è nostra intenzione, arrivare ad avere un'interlocuzione diretta con i cittadini e non tramite i social, perché sui social ci sono vari gruppi che si No, interessano, certo, sì, si sì. interessano del problema, eccetera. Però il nostro intendimento è quello di avere un rapporto diretto Diretto. con il cittadino. Quindi, come ho detto all'inizio, cercheremo di usare tutti gli strumenti possibili per poter venire incontro al cittadino e alle sue esigenze. Lo faremo con una applicazione, perché ho visto che in altre città italiane funziona molto bene, un'applicazione dove il cittadino è messo al corrente, sia del calendario, Sì. sia delle eventuali comunicazioni che debbono essere fatte, delle variazioni, o il cittadino deve segnalare qualche cosa, ed è di supporto anche per effettuare una buona differenziata, perché se io non so quel determinato prodotto dove deve essere conferito, se se nel secco residuo, se nell'umido, se nel metallo, eccetera, questa applicazione mi consente immediatamente di capire dove quel rifiuto deve essere fatto. Per cui questo è anche un altro obiettivo, cioè quello di avere un contatto molto più diretto con i nostri Ecco, in questo cittadini. senso i cittadini hanno già immagazzinato una conoscenza della suddivisione dei prodotti secondo i vari colori, giallo, plastica, verde, Sì. bottiglie, o ancora all'atto della raccolta ci sono, diciamo, promiscuità, insomma c'è confusione. So Sì, che l'azienda spesso si è lamentata che sì, sì, sì. magari, non lo so, la plastica la trova in un altro posto, insomma i cittadini sono un po' distratti nel fare la differenziata. Ecco, in questo caso come si deve comportare voi? Allora, intanto avevo detto all'inizio che abbiamo una buona percentuale di Sì, sì. differenziata, 71%, e ci sono ampi margini di Perché miglioramento. spesso Proprio uno per non questo. sa dei materiali, ma dove Ma lo devo buttare, per cui questo dipende dalla mancanza di informazione, informazione che perfetto, fino sì, ad sì, sì. oggi è stata, diciamo, non è stata fatta. Perché le dico questo, per quanto riguarda la plastica, no? Plastica e metalli, noi conferiamo in una piattaforma qua a Ravanusa. Ogni tanto vengono effettuati dei controlli, chiamati così, sulla purezza del prodotto conferito, del rifiuto conferito. Sì. Noi attualmente purtroppo, ad esempio per la plastica, abbiamo una frazione estranea del quasi 30%.
Quindi significa che quando noi facciamo a casa la differenziata della Non la plastica, facciamo non la bene. facciamo bene perché magari mettiamo il guanto di gomma, che non è plastica, è gomma e va nella differenziata. Certo, Mettiamo, che so, i giocattoli, che non è, magari c'è una parte di plastica, ma va nel secco residuo perché ci sono altre frazioni che non è plastica. certo, Mettiamo le tapparelle che non sono plastica, è un altro prodotto. E quindi certo, il nostro obiettivo è anche quello di dare maggiori informazioni ai nostri cittadini, perché certo, i nostri cittadini vogliono fare la differenziata, la vogliono fare bene, ma a volte si trovano in situazioni dove effettivamente non sanno che quel prodotto non va là. E allora, in questo senso, questa nuova campagna informativa che deve partire subito, perché ormai siamo a più di metà percorso rispetto certo, sì, sì. all'inizio In modo della che la gente differenziata. sappia meglio Certo, dove. oltretutto, se differenziamo bene, risparmiamo, Certo, perché ritornando sul discorso della piattaforma della plastica, noi abbiamo dei contratti anche per quanto riguarda il conferimento, che sono altra cosa rispetto all'igiene urbana. Quindi abbiamo questi contratti con le piattaforme e che cosa prevedono? Che se noi la frazione estranea si attesta sotto una determinata percentuale, lo smaltimento di questa frazione estranea è a carico della piattaforma. dell'impresa, sì, della piattaforma, Se perfetto. invece Certo, sono a certo, è carico a del carico comune. del comune, certo. Quindi E qual è la percentuale di tolleranza? la percentuale di tolleranza è il 5-10%. Superata questa tolleranza c'è una parte di costo che è a carico nostro e una parte a carico. Superata E il in 20%, questo noi, insomma, dove noi ci al 30 collochiamo? siamo. Ad esempio per Quindi la la gente plastica ha è al 30. bisogno ancora maggiore informazione e Ma deve. le dico ancora Però di spesso più. la gente ha dei dubbi, per cui non sa, E quindi proprio per questo noi dobbiamo fare queste perché campagne di molte cose, come diceva lei, informazione, i ma giocattoli, insomma, molte cose. le dobbiamo fare spesso. Le dobbiamo fare spesso queste Sì, campagne di informazione. certo, Le dico di più, questa stessa struttura che si trova a Ravanusa, da gennaio ha una piattaforma di conferimento qua alla zona industriale, quindi noi potremmo risparmiare anche in termini di trasporto. Però questi ci hanno detto, se voi riuscite a ridurre la frazione estranea al di sotto del 20%, allora potete venire a conferire qui, perché hanno degli accordi particolari certo, con il consorzio di appartenenza, se certo. no dobbiamo andare sempre a, Qual è a la Ravanosa. percentuale di differenziata più alta? La plastica, la carta, Ah, all'incirca, non è che vogliamo. no, No, su no, su questo al questo momento no. Non c'è, per non so esempio, io dirla. immagino che sia la plastica, perché di Beh, certo, solito è il mi prodotto più accorgo che è sempre il facile. prodotto più forse ingombrante. Vabbè, Una è cosa è. ingombrante, è una cosa ingombrante perché abbiamo a casa tutte le bottiglie di Sì, plastica, sì, sì. eccetera. Forse sul peso poi Certo, vi sul peso è regolate, ecco, quello sul peso. Certo, che certo. conta poi. Senta, Assessore, invece per le utenze ingombranti spesso su questo manca un'informazione adeguata. Ecco, molta gente spesso, per esempio il televisore, il materasso, le reti, insomma Sì, cose, i allora, mobili vecchi. i Ecco, materiali spesso ingombranti. vediamo che sotto casa si Sì. mettono Materiali questi materiali ingombranti, ingombranti. Ecco, cosa deve fare il cittadino? allora, c'è un servizio adatto Sì, per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, c'è un numero che io in questo momento purtroppo sì. non ho, ma che posso tranquillamente fornire. Telefonando a questo numero si prende un appuntamento e loro vengono direttamente sotto casa a prelevare il Mi rifiuto. pare che è la SEAP che fa Sì, la questo SEAP, sì, è numero la alla SEAP. SEAP, Sì, credo che sì, sì, che una sì, volta sì. abbiamo fatto un I servizio. rifiuti però debbono essere fatti trovare a bordo strada, quindi se si trova, che so, a primo piano, secondo No, piano, certo, debbono in essere modo che il camion ne portati. passa Esatto, esatto. e li prende. Senta, avete pensato di fare anche una raccolta, non so, negli orari notturni? Oppure diventa una cosa
insomma, No, allora, costosa magari. no. Il discorso della raccolta negli orari notturni è prevista solo ed esclusivamente per la via Atenea. Questa è una scelta dell'amministrazione che se vogliamo possiamo utilizzare. Perché via Atenea insomma, c'è tutta una varietà di attività, andiamo dalle attività commerciali, di abbigliamento, attività di B&B, attività di ristorazione, eccetera. Ognuno di questi ha bisogno di una attenzione particolare. E allora, vabbè, magari in questo periodo di Covid non tanto, ma nel momento in cui speriamo finisca presto questo periodo e quindi si ritorni all'attività normale, certo bisognerà prendere in considerazione il fatto che dalla via Atenea, invece di passare la mattina, si possa passare subito dopo la chiusura dei negozi, così che diciamo da rendere subito libero. Io ricordo sempre via Atenea la mattina il camion che passava e uno in fila doveva aspettare. Ed è tuttora sempre. Da quando sono ad Agrigento capita attualmente è così. Attualmente è così perché attualmente la via Atenea ha due passaggi. Uno la mattina presto per quanto riguarda la raccolta delle utenze non domestiche. E poi quella alle 10 attualmente perché si aspetta che insomma, si apra l'apertura dei negozi la mattina, sì, così che mettano fuori principalmente il cartone perché è in passaggio di tutti i giorni, quindi che i negozi aprono tutti e che quindi... Che prima mi pare che lo lasciavano la sera fuori. Sì, prima lo lasciavano la sera e quindi poi stavano... No, ora non più perché si è raggiunto questo accordo che passano la mattina alle 10 e quindi passando la mattina alle 10 l'esercente ha tutto il tempo di mettere diciamo, il rifiuto fuori. Per gli esercizi commerciali, diciamo anche oltre via Atenea, avete magari effettuato, non so, delle interlocuzioni anche con le associazioni di categoria per cercare un po' di ad oggi no, perché chiaramente si lamentano che la tassa è carissima, per cui sì, in questo senso pensate anche una politica di risparmio verso le attività commerciali e in particolare diciamo in questo momento che le attività sono chiuse e il Covid sì, la fa da padrona, che tipo, non so se ci avete pensato, io le faccio la domanda così, magari a una riduzione della tassa sui rifiuti, allora, pensate in questo senso no, c'è stata già una misura che abbiamo attuato. Praticamente all'interno del progetto di agenda urbana c'erano due misure che abbiamo ritornato indietro alla Regione su richiesta della Regione stessa perché serve ad istituire un fondo perequativo. Questo fondo perequativo serve a ristorare diciamo, gli esercizi commerciali per quanto riguarda la Tari, la parte fissa della Tari. Se fatte questi ristori ci saranno ancora dei residui, questi serviranno anche per ridurre la parte variabile. Ad oggi, se non ricordo male, la Regione ha già istituito questi fondi perequativi, siamo solo in attesa di sapere come debbono essere diciamo, utilizzate queste somme, quali debbono essere i requisiti. Sicuramente i requisiti saranno quelli previsti nei vari ristori nazionali, quindi in base al codice Ateco, eccetera. E quindi queste attività avranno diciamo una riduzione per quanto riguarda la Tari. Per ciò che riguarda invece non so, gli irregolari, gli immigrati, ecco, in questo senso, quello è tutto un altro capitolo. Di comportamento usate, non lo so. Quello è tutto un altro capitolo. Perché anche questo è un problema. Questo è un problema. Questo problema che si evidenzia soprattutto nel centro storico, Piazza Ravanusella e anche nella parte della via Mera a Valle, anche lì abbiamo questo tipo di problema. Abbiamo avuto una interlocuzione
con gli abitanti di Piazza Ravanusella, tant'è che lì abbiamo installato, in via Bocceria, abbiamo installato dei cassonetti per permettere quantomeno di non creare queste discariche. In ogni caso con loro l'interlocuzione non è finita, perché vogliamo arrivare ad una sorta di compromesso, perché è inutile nascondercelo. Fare le multe a determinati soggetti non porta assolutamente a niente. Non porta assolutamente a niente e anzi ci porta diciamo nocumento. Noi però come amministrazione abbiamo anche un altro progetto per venire incontro agli utenti che non sono nelle condizioni di poter pagare la Tari, ma che in ogni caso debbono essere regolari. Fin dal 2014 esiste un istituto che è quello del baratto amministrativo. Il baratto amministrativo consente alle amministrazioni di poter appunto barattare con il cittadino il servizio con una prestazione. Questo però ha bisogno di un regolamento comunale che noi stiamo approntando. Ancora non c'è, però è diciamo, nelle more di istituirlo, così da consentire a chi non è nelle condizioni di pagare di essere a posto. Quindi noi dargli il servizio, dargli i mastelli regolarmente e loro darci una prestazione che in ogni caso è regolamentata, viene regolamentato il costo orario di questa prestazione, per cui se un utente deve pagare 200 euro mi può dare fino a concorrenza una prestazione fino a 200 euro che può essere utilizzata per dipingere le ringhiere, fare pulizie, eccetera. È un modo come un altro per cercare di venire incontro alle esigenze del cittadino che ad oggi, stante la situazione economica, effettivamente gli viene difficile. È una usanza che spesso insomma, vedo che anche parecchi comuni, tanti comuni in varie zone d'Italia insomma, ha introdotto. Per cui... Sì, ma è stata introdotta, ripeto, nel 2014 proprio per dare la possibilità a chi non può, perché se io non posso, voglio dire, se non lavoro o ho uno stipendio che mi basta solo per portare avanti la famiglia, sicuramente non la pago la tassa sui rifiuti. Magari chi ha un reddito di cittadinanza, insomma, che non può... E voglio dire, ce ne sono tante di queste situazioni, perché poi alla fine questi soggetti che producono in ogni caso la spazzatura, da qualche parte la debbono conferire. Certo. E quindi tanto vale mettersi a posto. Allora, ultime due domande, penso che abbiamo un po' toccato tutti i punti. Allora, come si gestisce il servizio? Quali sono le difficoltà? Lei ha accennato poco fa a qualcosa. Ecco, in questo momento di Covid, già è un anno diciamo, che il Covid avanza, per cui ci sono anche delle difficoltà in questo senso da parte dei cittadini, da parte delle imprese, dei lavoratori che magari hanno un po' paura, non lo so. Allora, io dico delle difficoltà particolari? Abbiamo riscontrato delle difficoltà per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti diciamo, provenienti da utenze dove all'interno c'era qualche soggetto positivo Covid, però superato un primo momento così di un po' di confusione, poi si è tranquillamente oppurato che era un servizio che spettava all'ASP e quindi questo va in capo all'ASP. Invece quando ci sono soggetti in quarantena ma non con soggetti positivi Covid, di questi pensiamo sempre noi a ritirarli. Molti mi dicono che non mettiamo fuori i mastelli per via del Covid, eccetera. Però io dico, come diciamo,
come usiamo le dovute precauzioni nei normali comportamenti quotidiani, anche nei mastelli possiamo utilizzarli, cioè se ho problemi magari mi metto i guanti, lo disinfetto il manico, eccetera, quindi non può essere il Covid una scusa per non esporre il mastello. Utilizziamo le normali precauzioni. Professore, io stamattina, giusto per chiudere, ho ricevuto una telefonata di una signora anziana Sì. che si lamentava perché, diciamo, mi evidenziava il problema. Spesso le persone anziane magari abitano al terzo o quarto piano, non hanno l'ascensore, perché sono case, insomma, che senza ascensore, e poverini hanno difficoltà a scendere i mastelli. Mi diceva, prevederete, non lo so, un servizio, qualcosa in questo senso, per cercare anche di dare una mano d'aiuto a queste persone anziane? Allora, noi che cosa diciamo? Se queste persone anziane sono inserite nel contesto di un condominio Sì. e l'occasione mi consente di dire agli amministratori di condominio, dove ci sono gli spazi, utilizzate i carrelli grandi, così che risparmiate ai condomini di salire e scendere i mastelli, sì, eccetera. sì. Quindi anche in queste situazioni uno scende solo una volta, lo mette ed è a posto. Oltretutto, sempre riferito ai condomini, l'impresa nel contratto è previsto che si fornisca, che si debba fornire su richiesta sempre ai condomini le rastrelliere per poter inserire i mastelli, perché ci sono situazioni dove noi giornalmente vediamo tutti questi mastelli accatastati sui marciapiedi. Certo. Avendo lo spazio e la disponibilità è possibile richiedere le rastrelliere. Le rastrelliere consentono di depositare i mastelli in altezza, permettono in caso di maltempo, vento, eccetera, di non andare a cercare il mastello nella via, cioè, volano, eccetera. Invece lì Quindi è ben sono sistemate, saldo. saldi, eccetera. Per cui lancio un appello agli amministratori di condominio: se avete lo spazio, se avete la disponibilità, sono tutte cose che possono essere richieste e che sono previste nel contratto di appalto, quindi si possono tranquillamente fornire, per cui si evita tutto questo scempio nel momento in cui poi, perché c'è sempre, posizionando il mastello a terra, c'è sempre il cane randaggio che passa, lo fa cadere, Magari lo scolo. lo scolo, insomma, tutta una serie di Certo. cose che possono essere tranquillamente evitate. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Fermo restando che Sì. io sono sempre a disposizione al comune per qualsiasi chiarimento, basta prendere appuntamento, insomma, chi vuole mi può tranquillamente contattare. Allora, siamo arrivati all'ultima domanda, le voglio lasciare un paio di minuti, giusto per magari fare un consuntivo e lanciare anche qualche consiglio a chi ci ascolta da parte dell'assessore. Sì, no, dico, io ripeto, la massima disponibilità ad incontrare i cittadini, ad incontrare le associazioni, ad incontrare i condomini, perché secondo me c'è margine di miglioramento, margine di possibilità di, all'interno del contratto ci sono delle opportunità che ancora non sono state sfruttate, per cui è giusto che il contratto così com'è venga sfruttato. Noi cercheremo di venire incontro a tutte le esigenze, chiedo collaborazione ai cittadini affinché abbiamo una città più pulita, più decorosa, che non si vedano più in giro le foto sui social dei sacchetti abbandonati, eccetera. Io dico sempre, noi dobbiamo postare sui social le foto delle nostre bellezze, le foto dei templi, del mare, del museo. Non è più possibile che sui social circolano solo ed esclusivamente le foto della spazzatura. Certo, va bene, noi ringraziamo l'assessore, sempre disponibile a trovare
a eventuali ulteriori informazioni, raccomandiamo ai cittadini nell'osservanza delle norme, ricordiamo che a inizio trasmissione abbiamo puntato il dito su queste pattuglie della Polizia Municipale che durante il giorno effettueranno dei controlli, per cui state attenti a non fare i furbi, perché la polizia controllerà e controllerà anche i sacchetti che vengono lasciati così alla rinfusa, abbandonati. Stamattina proprio abbiamo trovato addirittura una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per cui dallo scontrino, insomma nell'immondizia ci buttiamo tutto, per cui è facile arrivare all'autore del misfatto e quindi poi verrà perseguito per legge. Ringrazio i nostri telespettatori, ringrazio l'assessore all'ecologia. Grazie a voi, buonasera. Aurelio Trupia. Ricordo sempre che questa trasmissione sarà vedibile su TVA LCN 92 in tutta la Sicilia e la pubblicheremo sui nostri siti Facebook e YouTube. Grazie e una buona serata. Grazie a voi.